L'obiettivo della telecamera li ha ripresi mentre abbandonano dei rifiuti presso l'ecocentro di via Tommaso Salsa a Carbonera e grazie a alcune fototrappole che una famiglia è stata sorpresa in flagrante. Che sono tra le altre cose anche residenti di Carbonera e verranno poi ovviamente multati con una multa abbastanza importante perché può sfiorare i 500 euro. Le indagini hanno individuato una famiglia di 3 persone domiciliata a pochi chilometri dall'ecocentro. Sebbene avessero ritirato o utilizzato i contenitori per la corretta differenziazione dei rifiuti, secondo le indagini avrebbero in più episodi abbandonato diversi cartoni lungo la recinzione esterna del sito. Questo ha spinto la vigilanza ambientale del Consiglio di Bacino Aprigula a intensificare i controlli anche con le fototrappole. Le immagini catturate hanno conseguentemente permesso di risalire al mezzo utilizzato per il trasporto dei rifiuti, collegandolo direttamente alla famiglia che ora dovrà anche pagare delle sanzioni aggiuntive poiché il veicolo utilizzato era sottoposto a fermo amministrativo. Oltre a questo, bizzarro ma da raccontare, che il veicolo utilizzato per l'abbandono era un veicolo sottoposto a sequestro, quindi ci saranno anche delle azioni sotto quel preciso motivo. Il Comune e il Consorzio Bacino Friula combattono da tempo questi fenomeni di abbandono illecito di rifiuti che comportano anche un costo aggiuntivo per la società. E non poco, perché ovviamente dobbiamo intervenire nell'immediatezza per evitare che ci siano ulteriori abbandoni in questi siti dove c'è l'abbandono seriale, e questo ricade su tutti i cittadini che con le loro tasse pagano questo tipo di attività.